Anche tu avevi già visto il video, No, questa era stata la prima volta. però ne conoscevi l'esistenza? Sapevo, sì. Sapevi che Sì, cosa ti perciò è... sono venuto per vederla. A que- Versione completa. a questo punto non resistiamo alla tentazione di chiederti che cosa hai saputo all'inizio su questo video, che cosa ti è stato riferito. Cioè, ormai penso che sia stato, sì, il tipico tabù, no? Di quello che tutti sanno e di quello che non si parla. Però, sì, e questa è stata proprio la prova, cioè tu vedevi proprio un prete che dice sì, io ho fatto questo qua, ho fatto così e così. Magari sì, magari possono vederlo tutti gli italiani soprattutto. Vediamo, speriamo bene. Cioè, tu pensi che gli italiani, guardando in televisione a questo punto giovedì sera questo video, rifletteranno su un problema che è? Speriamo che possano riflettere, cioè, speriamo intanto che possano vederlo perché quello già è un passo avanti. Certo. Poi sì, ci sarà un po' di omertà come al solito, e, come diceva lì anche sì, un po' di mafia, un po' di tutto, no? Vabbè, speriamo bene. Ecco, ti rifaccio la stessa domanda. L'Italia di oggi non credo che soffra di pedofilia, no? Di un problema di pedofilia, soffre di un altro problema più grave probabilmente, che è quello che la proiezione del video vuole denunciare, no? Cioè? Sì, la disinformazione, cioè che non ci sia questa informazione, questa conoscenza della realtà, La, di la- quello che realmente succede. la realtà, a questo punto ti metto io una parola in bocca, di un potere che, di un potere che non va Una bene. potenza, sì, sì, no, non va bene perché è fasullo, cioè ormai sì, non esiste perché predica quello che in realtà non fa. Ecco, ma il potere della Chiesa, perché è della Chiesa che si sta parlando, Sì, immagino, no? E oltre ad essere fasullo è anche pericoloso. certo, certo perché mente, perché non dice la verità, perché inganna, è tutto finto, tutto lì. Più chiaro di così, no? Si muore. Grazie. Prego, figurati.